oggi come se fosse appena morto mio figlio. Lui è entrato il nuovo anno e lui ha ucciso mio figlio e lui con la sua famiglia. Invece io sono entrata nella sua camera e non ho trovato mio figlio io. Aymen è stato ucciso lo scorso 11 maggio a Varago di Macerata, colpito a morte dal 18enne Elia Fiorindi. Lo strazio della mamma Amaria, che ci racconta come abbia avuto Aymen a 18 anni. Lui ci dice, tra le lacrime, era la mia felicità. Quando ti siedi nel tavolo e trovi il suo posto che è vuoto, quello è un grande dolore. Quando entri nella sua camera e trovi tutta la sua roba, il suo armadio, le sue cose della scuola, la sua scrivania, tutte le sue cose ci sono dentro, ma lui non c'è. Fa fatica a trattenere le lacrime. La sua vita è finita quel giorno, ci racconta. Ahimè non c'è più, ma rimane sempre nel mio cuore. Papà Amine, oltre al dolore, ha tanta rabbia. Stanno parlando male di mio figlio, che non può difendersi, ci dice. Fiorindi ha potuto passare le festività con la sua famiglia. Invece Aymen è sottoterra. Sottoterra, poveraccio, non risponde neanche. Perché cosa hanno detto per lui, hanno parlato anche male per lui, perché lui non può rispondere, è sottoterra. Lui non si può difendere, dice. E infatti, non si può difendere perché è sottoterra. Cosa si aspetta oggi qua? Giustizia. Io aspetto solo giustizia. Non voglio niente di più né di meno. Giustizia. Si asciuga le lacrime, Amaria. Il suo cuore si è fermato quel maledetto 11 maggio. Ancora, ci dice, non riesco a credere che mio figlio sia morto. Quando non lo senti, ti chiama mamma, quello è un grande dolore. Solo quello.